questo convegno lo abbiamo pensato proprio per vedere i trend di mercato e quindi avere un supporto anche nei confronti delle aziende non solo bio ma anche vitivinicole in generale, per vedere quali sono i trend del futuro. È un lavoro che ha fatto Nomisma tramite Wine Monitor e in collaborazione con Federbio Assobio, che siamo le associazioni del biologico. E i dati su un campione di 800 consumatori, i dati sono interessantissimi perché i trend sono positivi. Intanto nel 2022 un italiano su due ha consumato vino bio, pensando che nel 2015 era il 17% gli italiani che consumavano vino bio, ora siamo al 51%, quindi è un dato interessantissimo. E l'altro dato interessantissimo è l'export, perché ci sono previsti per il futuro trend di crescita. Solo un elemento: Stati Uniti c'è già un calo nei consumi di vino come tendenza complessiva delle persone e il consumo di vino bio aumenta. Quindi ci sono mercati che vedono nell'unione della denominazione, quindi il legame con il territorio, e un metodo di produzione sostenibile, un trend strategico per il futuro. Per quanto riguarda i vigneti, diciamo che ci sono delle aree in Italia particolarmente vocate al biologico, dove c'è un ampio spazio proprio di vigneti biologici: la Franciacorta, che rappresenta oltre il 30% del totale, la Toscana, certi vini toscani in certe aree dove c'è addirittura il 40% dei vigneti sono biologici. Per quanto riguarda i consumi, sia in Italia ma anche all'estero, è il Prosecco quello che è più apprezzato in questo momento.